Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano, siamo su Valentino Rossi The Game, MotoGP 16 scegliete voi, siamo a Misano, circuito del SIC, e siamo con la VR46 Riders Academy, con Valentino Rossi ci stiamo allenando, siamo su delle Yamaha R1 e siamo in pole position Fiori, quindi questo mi fa capire che forse in Moto3 siamo un po' in difficoltà per varie ragioni, ho anche vinto solo un campionato in 4 MotoGP, quindi a sto punto anche quello, per carità, la gara non è detto che la vinciamo perché è tosta, c'è Valentino che assolutamente non vuole perdere con un debuttante come Veneziano. Però adesso sono contento perché ho preso tanti punti abilità perché già la pole position con livello di difficoltà altissimo, difficoltà massima e fisica massima è già un bel risultato. Quindi ragazzi andiamo qua al circuito intitolato al grande Marco Simoncelli e speriamo di fare una buona gara. Eccoci qua ragazzi, eccolo qua il come bellissima, la tuta nera con le scritte verde chiaro, ottima scelta per Veneziano e adesso andiamo Fiori. Chiaramente non ci sono spettatori perché è una gara penso privata o comunque un allenamento, quindi però sono con Valentino Rossi raga e siamo con moto, questa è un po' più diciamo inferiore rispetto a una MotoGP come potenza, però te la godi. Ecco Baldassari e Rossi subito, partenza incredibile. Beh, Rossi chiaramente è lui che organizza, quindi le vuole vincere queste gare. Ok, il Kuma arriva secondo, purtroppo ha perso la prima posizione. Beh, Rossi sicuramente che è sponsorizzato da lui il gioco, io penso che ha come a livello abilità pilota tutto 100, non so quanto è il massimo, però tutto 100 sicuro. Ed è anche giusto così, insomma. Attenzione qua, Rossi va un po' lungo, però noto che anche il computer sbaglia, questa è una cosa che mi piace. Cerchiamo di mettere pressione a Vale, che ho appena vinto il mondiale con lui a Valencia, che godimento, raga. Ragazzi vi ricordo sempre Telegram che posto quasi ogni giorno, mando messaggi, foto, messaggi vocali, quindi per sapere insomma delle dirette comandiane. Qua veniva sempre un po' più largo, però mi permette ecco di fare le cagate no team di no. Bravo Kuma, ok. Non sbagliare venezianino. Ok, abbiamo Rossi davanti, ci sta. Rossi e Rossi. Io ho bisogno di aumentare le abilità pilota, però quello è fondamentale per me. Chiaramente questo è un allenamento, quindi è chiaro che probabilmente sarà un po' più semplice. Però c'è da dire che con le moto più potenti vado meglio. Questo è poco, ma sicuro, raga. Questo devo prendere la meglio, c'è la prima curva. È sempre un po' bastarda Misano per me. Rossi è imprendibile, però per il momento Rossi è veramente imprendibile. In verità io di certo lo sto guidando al massimo, perché mi rendo conto che comunque rispetto a MotoGP 15 lo sento diverso. Forse è una cosa psicologica, non lo so ragazzi, però è così. Rossi mi sta massacrando. A parte che Misano non ha neanche un circuito favorevole oltretutto. Dai, un bel secondo posto me lo godo comunque. Segnali di risveglio raga, segnali di risveglio. È chiaro che la prossima però in Moto3 devo fare un bel risultato perché se no Sala mi spacca le palle. Se non la prendo così non sono io, solo che è tanto rischioso perché se becco il cordolo sbagliato cado e non la vendere wind so cazzo. Mi sto avvicinando qua però Vai ragazzi, su dai Comendone, ultimo giro final lap. Abbiamo un distacco importante però l'abbiamo presa bene però finalmente direi anche come in qualifica. Poteva andare meglio, però il Kuma è molto più a suo agio con le moto potenti, c'è niente da fare.
Non vedo l'ora di arrivare in MotoGP. Oh, sono là comunque gli altri, per il momento è bello competitivo il gioco. Si vede che devo ancora prendere la mano, per carità. Attenzione, ci provano anche. Dai, no, però non rompete il cazzo. C'è da dire che nell'ultimo giro, secondo me, vanno più veloci i piloti. Danno quel qualcosa in più, secondo me. Perché su quello su MotoGP 15, sugli altri episodi non c'era sta cosa. Mi sembra, Cazzo, ho perso il secondo posto come un pirla. Almeno il podio, dai. Cerchiamo di non andare fuori. Ecco, bravo come. Se riusciamo a riprendere la seconda piazza, non ho esagerato qua. Come esagera, perdo anche il podio forse. No, per fortuna no. Qua un esternazzo degno del miglior Kuma. Guarda Antonelli qui, cazzo, Antonelli sciofio. Il Kuma prova all'interno e me lo pappo. Second place, va bene. Va bene, raga. Buon allenamento, ragazzi, buon allenamento. Il Kuma, segni di risveglio di veneziano. Con le moto potenti ci siamo. Buono. Guarda i punti. Bonus pilota no, però perché cazzo vuol dire? Vabbè. Andiamo alle abilità. Stiamo salendo. Buono. Fantastic, blau job. Buono, adesso andiamo, vediamo se ci risponde su Twitterone qualcuno. Vediamo un po' il nostro Twitterone. Ok. Non abbiamo niente. Davvero guardato alla grande. Che prestazione vale? Sì. Adesso di me è un cazzo. Bene. Molto gentili. Mail, niente, penso. Ciao Saretta. Buono, vabbè. Calendario. Prossima tappa, Termas di Rio Hondo, che è una delle gare sfavorevoli. Cioè, impressionante, speriamo bene. Dobbiamo fare almeno il 10° posto qua, però, Boh, dai che andiamo. Dai che avrà sbloccato il trophy. Scopa Sara. Questo è il trofeo del Come per adesso, vi avverto. Sto registrando questo video in una notte, quindi ho fatto la prima parte ieri notte, adesso la seconda. Ho visto un po' i vostri commenti, mi hanno un po', diciamo, tranquillizzato. Però anche qua, raga, qua addirittura io penso che al 99% non arriveranno neanche punti. Vabbè, insomma, dai ragazzi, con calma, dobbiamo fare almeno un centinaio di video, quindi c'è tempo per tutto. Intanto siamo partiti a bomba, intanto. Un po' di accelerato non lo dovevo fare. Abbiamo davanti Miraggio abbiamo il Mira, e me lo godo. Cioè, ma ragazzi, ma non posso guidare con questa roba qua. Ma che cazzo di moto ho? Mamma mia, moto della Chicco. Tipo io vado anche lungo, vado per campi molto. Stavo proprio presa male io. Questa non è colpa della moto, raga, non troviamo scuse qua, ho sbagliato io, ma qua in Argentina lo sapete che il Kuma, insomma, ha delle licenze poetiche alquanto curiose. Sarebbe bello tipo un incidente di 50 moto, così almeno Dai però su, dai vecchio mio, dai. Che non siamo lontanissimi, in realtà pensavo peggio, dai, qua in Argentina che siamo scandalosi anche a difficoltà facile, proprio l'Argentina non mi viene proprio come pista. So che tanti invece sono fortissimi qua, ma io proprio, guarda, non rendo. Il primo giro, finire così, mettere la firma, no, qua un po' tagliato, no, come, non queste cose. Dopo la gente si arrabbia come e dopo la Sara non me la cala. Vedo che il 10° posto è ancora un miraggio, ma che male che sono andato qua. Mi supera Danilotto, raga, Maledetto Danilotto. Noi ci divertiamo un po' con Danilotto. Ma lo superiamo bene. Però non abbiamo proprio il passo per prendere questi, cioè mi fa un po' tristezza.
Però ripeto, ho letto i vostri commenti, un po' mi consola. Però da Austin voglio il 10° posto minimo, non mi interessa. Cioè da Austin si riparte subito a cannone. Questa è la promessa del Cume, ragazzi. Questa è la promessa del Cume. Perché se faccio risultati così, dopo non riesco ad andare in moto, cioè non riesco a cambiare moto più che altro. Sta culo proprio l'Argentina è una gara che mi sta sui maroni, oh. Non riesco a interpretarla sta gara. Queste due curve sono le curve proprio che vado peggio. Vediamo se poi riesco almeno a fare un internazzo. Questa l'ho presa anche bene. Buono, qua mi arrivano anche messaggi sessuali, bene. C'è la Sara che mi fa da twitterone, che mi scrive voglio il tuo manubrio, speriamo, almeno una consolazione. Mi stanno prendendo, ok, vabbè, dai, almeno 2 punti, sarebbero già importanti. 3 punti in 2 gare me li godo. Sta moto veramente è una roba. Cioè, altro che chicco. Prenatal qua proprio. Attenzione, ancora Danilo, è lotta con Danilo, signori. Ancora, oh, come? Date una refada. Date una svegliata come, perché quella chicane là proprio non va. Qua ho rischiato veramente tanto, Qua ho rischiato tantissimo, ho rischiato la caduta come indiana, la prima caduta. Mi ha superato tantissimo, mi sto abbonando al 15° posto. Ah ragazzi, chiedo sempre pazienza, raga, pazienza e pazienza. Siamo in Argentina. Ma questa è la cosa minore, proprio sta moto 3 e voglio riprendere la mano di brutto, raga, se no so cazzo. Cioè, io ho capito tutto, però porca puttana, ma puoi spingere un po' di più? Grazie Mahindra. Cioè il signor Giampaolo Mahindra ha creato una moto veramente di merda, Potevo farla sicuramente meglio, rischio di perdere anche la zona punti, eccola là, lo sapevo. Ah! Presa molto male questa. Provo a buttarmi. Peccato. Peccato, mi superano 2 stronzi proprio. Mignon e il nuovo innominabile, ragazzi, che non riesco neanche a leggerlo. Io ci provo, io ci provo. Ci ho provato, ragazzi, ma è andata male. Chiudiamoli. Vabbè, tasmocio. Chiudiamo i 17esimi, ragazzi, non ci siamo proprio. Non andiamo neanche a punti, purtroppo. Vabbè. Capitolo chiuso, ragazzi. Dalla prossima torniamo alla grande, cioè non mi interessa. Uno ci sempre 2 secondi di più lento, vado. C'è niente da fare. Un punticino, raga. Siamo nel baratro più totale. Inizio disarmante. Però dai, me l'abbiamo fatto vedere che sulle MotoGP ancora ci siamo andati secondi nell'allenamento, quindi dai, ci siamo. Almeno stiamo anche portando a casa tanti punti ed è fondamentale anche questo. Bene, 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 salite, salite. Quindi raga, niente paura. È più bello così. Iniziare subito con vittoria vuol dire praticamente finire il gioco in 10 minuti. Invece noi ce lo gustiamo, cominciamo piano, pianino, qualche errore, qualche cazzata e poi arriviamo a Valencia come nel MotoGP 15. È stata veramente una gara che ho apprezzato tantissimo, qualcuno no, però vabbè, insomma, cioè, io voglio bene a tutti, soprattutto a chi non condivide i miei gameplay, perché vuol dire che è meglio essere amati e odiati, essere ignorati è la cosa peggiore. Vabbè, che poesia del come che... Oh! Offerta? Ciao Sara. Quindi cos'ho? Durante la stagione ti informerò? Ok, va bene Sara, informami su quello che vuoi. Va bene raga, a giusto di cazzeggiare con Sara, un saluto dal comandone veneziano. E da Austin prometto almeno il 10° posto, raga. Sono sicuro di portarlo a casa perché, sinceramente, lasciamo insomma alla CPU il divertimento delle prime 2 gare, ma dalla terza torna il De Crazy. Ciao!